È una danza di mani, una melodia di gesti, disegnano movimenti nell'aria, delicati e armoniosi. L'esperienza internazionale del coro Mani Bianche è stata portata anche a Chiavari e in Liguria da Antonella Titta Arpe. Il coro traduce la musica nella lingua dei segni, è un messaggio di integrazione, accessibilità e libertà di espressione. Le canzoni vengono trasformate in coreografia e musica per gli occhi. L'obiettivo è sensibilizzare gli udenti al mondo della sordità, permettendo a tutti, bimbi, ragazzi, amici sordi e udenti, di condividere le proprie emozioni, imparando, perché no, anche la lingua dei segni. È un coro speciale poi perché unisce bimbi con diverse disabilità, come la sordità, la sindrome di Down e forme di autismo, comunque tutti veramente integrati, tant'è vero che quando sono sul palco tutti così ben compattati e muovono le mani a forma di danza, diciamo, non solo comunicano ed esprimono un messaggio importante, ma davvero sono tutti uguali, nessuno si accorge assolutamente di chi sente e di chi non sente, e questo è il vero messaggio che vogliamo lanciare. Il coro è composto da 40 elementi tra i 6 e i 18 anni. Mi ha insegnato una nuova lingua che mi servirà in futuro se incontrerò persone sorde, mi aiuterà a comunicare con loro. Nei giorni scorsi a Rapallo il coro è stato ripreso da Mr. Lui, comico, regista e già presentatore dello Zecchino d'Oro, che realizzerà un videoclip della canzone Si dice così, scritta da Fabrizio Pagliettini e cantata da Jacopo Cioni. Il brano parla di una ragazzina sorda che a scuola viene prima guardata con diffidenza, poi apprezzata per il suo essere speciale. Oggi mi sono sentito più bene delle altre volte perché è sempre un'emozione, ma oggi proprio fuori dai limiti.